sicurezza si impara sui banchi di scuola. Con questo slogan ENAIP oggi ha completato un progetto iniziato nel giugno dell'anno scorso in collaborazione con la Regione Veneto, con il MIUR, Ufficio Provinciale Scolastico di Padova in Regione Veneto, per promuovere la cultura della sicurezza nelle scuole e in particolare nelle scuole medie inferiori. L'evento di oggi è stato un evento teatrale. Spesso si impara anche a teatro, forse anche ridendo, si imparano le cose serie, le cose che contano nella vita. Noi pensiamo che con questa iniziativa, con questo spettacolo che ha fatto il giro del Veneto ma anche il giro del Friuli, del Nord Italia, Occio, si possa imparare come lavorare, come studiare, come vivere assieme agli altri amici, compagni, studenti, genitori in sicurezza. L'idea di questo spettacolo, alla Paolini se vogliamo dire, è nata nel 2005 unitamente all'azienda sanitaria di Udine per lanciare questo progetto Occio, cioè l'idea di stare attenti e di parlare di sicurezza, riflettere senza annoiarsi. In qualche modo l'idea di trasformare i concetti in emozioni. Fu una serata straordinaria questo primo pezzo in cui mi fu chiesto di fare da spalla a una compagnia teatrale che presentava uno spettacolo sulla sicurezza sul lavoro che si chiamava 626. E da lì è nata l'idea, visti i risultati, l'elemento di cattura dei partecipanti, la cosa fu proposta all'INAIL regionale per andare invece di far venire le persone a sentire le cose di sicurezza, di portarlo nelle scuole e nelle fabbriche. E da lì è nata questa idea che poi si è così pian piano migliorata, poi ha visto l'ingresso anche di Flavio Frigé come testimone in questo progetto e siamo arrivati a oggi, insomma, al debutto in un Palasport, che per me è la prima volta, anche se numerose, questo è circa il 100° intervento che facciamo su queste tematiche in ambienti così numerosi. È la mia prima volta che parlo, diciamo, dei ragazzi così giovani ed ho avuto proprio una soddisfazione enorme aver visto proprio questi ragazzini che siamo riusciti, insomma, a catturare la loro attenzione. Questo veramente dà una soddisfazione incredibile, veramente mi ha colpito molto. Mi pare che sia andato tutto bene, i ragazzi hanno partecipato volentieri, erano già stati preparati all'evento finale del progetto, quindi è stato un crescendo, insomma, partendo dalla loro esperienza all'interno dei contesti scolastici, poi passando per i laboratori elettrico e veicoli a motore del centro servizi formativi ENAIP di Padova, e quindi oggi è stato un po' il clou del percorso e quindi li abbiamo accompagnati a valorizzare sempre meglio questa esperienza, insomma, che abbiamo proposto. A questo appuntamento, che è finale di un progetto, ha partecipato la Regione, ha partecipato il Ministero della Pubblica Istruzione, ha partecipato la direzione regionale dell'INAIL, dello SPISAL e hanno partecipato oltre 500 ragazzi, a cui da tutti noi dell'ENAIP va il ringraziamento per la loro pazienza, attenzione e buona volontà. Grazie e penso sicuro.